Abbiamo deciso comunque nell'ultimo periodo di adeguare i nostri piani formativi a quelle che sono le realtà e le esigenze di carattere locale, aumentando addirittura le giornate di formazione obbligatorie. È obbligatoria ma gratuita la formazione dei volontari del soccorso alpino che si avvalgono delle competenze e della professionalità degli istruttori della Scuola regionale di soccorso alpino. Percorsi impegnativi ma importanti e di grande soddisfazione nella misura in cui un volontario si sente importante per il proprio territorio e la propria comunità. Diverse sono le figure degli operatori e differenziata è l'attività necessaria al raggiungimento della qualifica richiesta. Si va dal livello minimo, cioè quello di operatore di soccorso alpino, a quello massimo di tecnico di elisoccorso, che è la qualifica operativa più avanzata, per la quale sono previste 46 giornate obbligatorie di formazione, oltre naturalmente a un adeguato allenamento personale. Ogni anno sono circa una ventina le nuove figure valutate dalla scuola per l'attività di base. La gestione della formazione è pianificata a inizio anno e deve rispecchiare gli standard richiesti. Abbiamo la riqualifica di tutti i volontari già all'interno del soccorso alpino che viene fatta ogni 3 anni, abbiamo i corsi per i livelli superiori, quindi il tecnico di elisoccorso, l'istruttore regionale, il tecnico di soccorso alpino, e anche queste figure ogni 3 anni vengono riqualificate e ogni anno vengono comunque aggiornate. Da quest'anno è iniziato un nuovo corso per istruttori regionali. Con le new entry, al termine del percorso formativo, il numero degli istruttori salirà a 25 dai 19 attuali. All'interno della scuola regionale da qualche anno abbiamo 2 istruttori nazionali che quindi non solo aumentano il livello all'interno delle nostre figure tecniche, ma svolgono attività in tutto il territorio nazionale.